Ma la Fondazione Simbora lavora intorno al tema della missione dell'Italia e individua in questa missione nella qualità che può essere prodotta soltanto con una foto di gruppo in cui imprese, territorio, comunità, saperi stanno assieme. Quando l'Italia fa l'Italia, diciamo noi, è un paese formidabile. E il problema è che noi spesso non siamo incapaci di affrontare i nostri difetti, ma non siamo neanche capaci di leggere i nostri punti di forza. Ne posso fare due esempi se vuole. Noi siamo di gran lunga la superpotenza europea dell'economia circolare, ma di gran lunga. Recuperiamo 30 punti in più nei rifiuti industriali della media europea, molto più dei tedeschi. Questo non perché ci siano state leggi o incentivi, c'è stata anche qualche buona legge, ma perché noi siamo un paese povero di materie prime e siamo nel corso dei secoli stati costretti a usare quella grande fonte di energia rinnovabile e non inquinante che è l'intelligenza umana. L'intelligenza, l'innovazione, la qualità, la bellezza sono la chiave della nostra forza in tutti i settori. Pensiamo al vino. Si è appena concluso Vinitaly, che è la più grande rassegna di vini del mondo. L'Italia, quando ci fu la crisi del metanolo, che siamo nell'86, produceva il 40% in più del vino, ma quel vino valeva un decimo. Cosa è accaduto? Che si è passato da quantità a basso prezzo a qualità legata al territorio. E questo riguarda anche questo territorio. Oppure pensiamo anche a settori tecnologici. Quanti sanno che la più grande acciaieria del mondo che azzera le emissioni nette di CO2 è italiana, e è la più grande acciaieria italiana, è Arvedi. Allora, guardare alla sostenibilità, come a volte si fa, oggi neanche Jack lo Squartatore direbbe che non è sostenibile, direbbe che usa coltelli di acciaio riciclato, li disinfetta prima dell'uso, no? Oppure molti dicono sì, l'ambiente, la sostenibilità sono importanti, ma non devono danneggiare l'economia. Ecco, mi sembra che questo convegno centri il tema, perché oggi danneggia l'economia chi è contro la sostenibilità o che non si muove in quella direzione, perché le imprese che vanno meglio, e tanti lavori che Simola fa anche assieme a Unioncamere lo dimostrano, sono quelle che scommettono sull'ambiente e sulla sostenibilità, e sono quelle che innovano di più, esportano di più e producono più posti di lavoro. Un'Italia che fa l'Italia.